Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto al titolo dalla mascherina, parleremo un po' se siete insieme o avete frequentato o conoscete una persona che non è attendibile. E quindi ho messo questo titolo, ma parla anche delle persone poco attendibili. Però prima di fare questo, di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube, al canale di Ildegata, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare anche nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Ildegata e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito coadiuvati da Midas. Il link li trovate qui sotto in descrizione. Bene, iniziamo un po' questa mini pillola che parla appunto di questi tradimenti che potrebbero essere delle corna oppure persone poco attendibili, e il vostro Marietto vi dà 2 o 3 indicazioni prima poi di iniziare con una ricerca radiostesica o indagine, così che sia un doppio controllo. La prima cosa, ipotizziamo che questa persona, un lui o un lei, sia uscita e quando torna voi gli fate 2 domande di controllo, ovvero la prima domanda gli chiedete dove è andato, chiaramente, o andata, chiaramente se quando qualcuno fa qualcosa che non è attinente alla realtà si creano delle ansietà, e se voi gli fate delle domande mirate e chiuse molto probabilmente avrà dei piccoli sintomi di ansietà, come si suol dire, avrà dei piccoli sintomi di ansietà e quindi creerete delle microsomatizzazioni in lui o in lei, e quindi chiaramente reagirà grattandosi la gola oppure grattandosi la testa. Insomma, vedrete che avrà delle reazioni perché praticamente voi sarete come una macchina della verità, e in quel momento lì voi dovete stare attenti alle sue reazioni fisiche. Poi c'è un altro motivo in cui ho un'altra possibilità: se voi gli fate una domanda diretta e lo guardate fisso negli occhi, a dipendenza di come il soggetto o la persona volterà gli occhi, a un certo punto lui vi andrà con gli occhi o a cercare nel visivo ricordato o nel visivo costruito. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se guarderà alla destra praticamente avrà un'immagine nuova inventata, se guarderà alla sinistra avrà un ricordo dell'immagine che ha vissuto. Quindi quando lui vi risponderà dovete stare attenti benissimo allo sguardo degli occhi. Se lui guarderà alla sua destra, praticamente che è la vostra sinistra, vorrà dire che sta costruendo. Se guarderà alla sua sinistra vuol dire che andrà a cercare nelle immagini dei ricordi. Dovete sempre stare attenti a queste domande. Quindi delle domande dirette, dritte. Questo non vale solamente per un rapporto di, come si suol dire, fisico, nel senso che vostro marito o vostra moglie, ma potrebbe essere anche un vostro collega di lavoro, un vostro amico. Quando voi gli volete controllare se vi sta raccontando una favola, dovete solo controllare gli occhi e prima di tutto anche le somatizzazioni che ha quando vi rendete conto che magari vi sta dicendo qualcosa che non è attendibile. Allora da queste 2 micro indagini voi potete già capire il soggetto. Poi è chiaro che se si vuole andare più nel sottile, più nel senso nel essere più diagnostico, più una radiografia, allora si fa tranquillamente un'indagine radiostesica, si guardano i bovis e si guarda anche l'attitudine del personaggio. Più il personaggio è basso di bovis e più chiaramente avrà delle piccole pecche a livello caratteriale, molto probabilmente sarà una persona o che gli piace mentire o che gli piace anche tradire, e lì si può fare sempre un'indagine, e quindi a questi soggetti è meglio sempre non dargli spazio. Chiaramente più uno tende a essere narcisista e più queste cose bisognerebbe stargli attento, perché se no perdete tempo e denaro e salute. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.